Dopo lo scudetto del 1970 era stato il momento più bello del calcio sardo, del Cagliari Calcio, perché la Coppa UEFA del 1994 si chiamava Coppa UEFA, ma in realtà era una Coppa dei Campioni, perché non esisteva ancora la Champions League, quindi una sola squadra nazionale che vinceva lo scudetto andava nella Coppa dei Campioni. Tutte le altre big finivano nella Coppa UEFA. Tanto per capirsi, oltre al Cagliari e alle italiane Juventus, Inter e Lazio, c'era il Bayern di Monaco, c'era l'Atletico Madrid, c'erano i Celtic di Glasgow, c'era l'Aston Villa, lo Sporting di Lisbona, il Borussia Dortmund. Ed era uno spettacolo, soprattutto il giorno del sorteggio, perché tutti quanti noi giornalisti sardi, ma gli stessi giocatori del Cagliari, speravano di andare a giocare in uno di questi templi sacri del calcio europeo. E invece, dal punto di vista quantomeno logistico, non era andata bene, perché alla Cagliari hanno toccate il primo turno nella Bucarest del dopo Ceausescu, sul campo della Dinamo, un campo che non era neanche tanto ben illuminato. Il secondo turno ai confini dell'Unione Sovietica, a Trabzon, una trasferta durissima anche sotto il versante logistico, perché insomma era pericoloso vivere in quello stadio, ma anche negli alberghi dove le blate regnavano sovrane. E il terzo turno poi in Belgio, Malins, una trasferta, quella invece è diventata storica, perché nel piccolo stadio della cittadina belga c'erano più tifosi sardi che tifosi del Malplen. Negli ultimi due turni poi la Coppa UEFA era diventata di fatto una Serie A, perché il Cagliari aveva affrontato la Juventus battendola clamorosamente. Il Cagliari, ricordiamo, era allenato da Bruno Giorgi, anche se in Coppa UEFA ce l'aveva portato a Carlo Mazzone, e infine la semifinale contro l'Inter. L'Inter che poi avrebbe vinto quella Coppa battendo in finale il Salisburgo. E qui spunta alla memoria un ricordo curioso e molto affettuoso. Il giorno del primo sorteggio Aldo Filicano, il libero del Cagliari, aveva detto, intervistato da noi giornalisti, sarebbe bello giocare a Salisburgo. Ecco, Aldo Filicano aveva capito fin dal primo turno che probabilmente la partita chiave poteva essere Cagliari-Salisburgo, partita che però il Cagliari non ha giocato, ma il ricordo di quella Coppa UEFA resta ancora enorme nel cuore di tutti, anche se sono passati ormai quasi 30 anni.